Cos'è per te la libertà? Bar con codice sconto Bragotto? Farai mai un workshop di fotografia? Viva la Consiglio per superare l'ex? Dropping! Calmi, Vediamo se mi ricordo come si fa. Sì. WhatsApp April Fools, mo anche international. Come avevo scritto su Instagram, oggi mi sto facendo un giro in Split. Ovviamente ha nevicato quando gli impianti sono chiusi. E visto che non ci sentiamo da un po', ho colto l'occasione per rispondere a qualche vostra domanda e raccontarvi un po' di news. Ma intanto, bacchette da skier, Split, e partiamo, se poi, in aprile. Per tutti quelli che mi hanno chiesto se sarò al The Guardian, e siete stati un'infinità, vi consiglio di guardare il video fino alla fine. Ma partiamo con le domande. Cosa ne pensi degli ultimi inverni? Pensi che la situazione cambierà o peggiorerà in futuro? Beh, credo che più passerà il tempo e più assisteremo a fenomeni incredibili, come ad esempio quest'anno a Mammoth in California ha fatto il record di neve di sempre in una stagione, qualcosa come 16 metri. Oppure in Giappone, dove magari ha fatto degli anni un po' più secchi del normale, ma quest'anno era stracolmo. Però da noi, sinceramente, guardando gli anni precedenti e i decenni passati, credo ce ne sarà sempre meno, fioi. Non voglio essere pessimista, ma realista, anche se realmente spero in un cambio di rotta climatico che possa avvenire prima o poi. Staremo a vedere. Insomma, devo cambiare sport, l'ho capito. Cos'è per te la libertà? E cosa ti rende libero? A questa rispondo dopo. Genere musicale preferito e anche cantante band. Ciao Giorgia. Credevo ormai mi conosceste, ma come detto più volte, tutta la musica punk rock anni 90, ma ascolto un po' di tutto, tranne che la trap de merda. Come gruppi tra i Lagwagon, NoFX e tutto quel genere lì, i festival punk rock di una volta sono imbattibili, e la canzone che attualmente mi è entrata in testa e che non mi passa più è Lontano da me dei Porno Riviste. Tra le altre cose è adatta a chi ha la R moscia, in quanto non presenta neanche una R nel testo. No che credi? Vi consiglio di ascoltarla. Ho una traccia di qualche buon samaritano. Grande Roby Bragg. Madò migno. Dategli una moto, Cristi Dio. Numero 1. Come approcciarsi al backcountry? Cos'è questa leva, Simone? Ma non dovevi tirare! Ecco sì. Comunque avevo fatto un video a riguardo. Dovreste riguardarli quelli vecchi. Bar con codice sconto Bragotto? Certo. Dersut Caffè, Bassano del Grappa, Piazzotto Montevecchio. Dovete entrare nel bar e dire: Moira, sei bellissima. Qualcosa vi regala, sono sicuro. È una mia cara amica. Provateci e fatemi sapere se funziona. Ciao Moira. Roby, ma se passo a bere a Bassano, devo per forza venire con un pullman di gnocca? Sì! Semplice e coinciso. Perché secondo te può essere una buona idea passare dagli sci allo snowboard? E ti rispondo con addosso ai piedi una split? A parte che la risposta dovresti averla già trovata nei 200 video che ho fatto finora. Ti dico due cose. La prima, hai mai provato a fare delle scale con degli scarponi da snowboard invece che quelli da sci? E la seconda, forse più importante, all'apreschi ci vai con le bacchette? Ciao skier, vi voglio bene, vi prendo in giro, non vi odio, vi prendo solo in giro. Quanto mi piace prendervi in giro però. Gli amici di Oakley sono consapevoli che grazie a causa tua ho speso un capitale? Questa è una domanda per Giopaolo! Caracca! Tanti soldi, buon ritmo. Lui ancora non sa che parte degli incassi verrà devoluto per una vacanza per il Bragotto. Sì, una crociera per single. Mi fa piacere. Farai mai un workshop di fotografia? Penso di sì. Probabilmente non farò mai un video sulla fotografia o consigli vari, perché sono convinto che ciò che sai far bene non farlo mai gratis. Però un workshop ben fatto, pensato e studiato, magari a numero chiuso, mi piacerebbe molto. Prima o poi, fioi, lo farò. Non sembra, sono un coglion, ma qualcosa nella fotografia ho lasciato, forse, pochino. Viva la Viva la Mona! Ciao Roby, birretta? Come è andata la chiusura degli impianti a Ortisei? Ecco voi un piccolo riassunto. Ma che bell'inverno qua, oh. Allora questa è finita, ma dobbiamo finire quella. Auguri. Non so che tutte le file di buona. Ma beviamo la roba. Beviamo l'ultimo. Siamo in 20. Bravo Marianne. Oh mio Dio. What's up, Bragotters? Poi tagli. Non ho mai conosciuto persone più simpatiche di voi, scendono le lacrime. Segni il territorio? E voglio tanto bene. Ciao. Che bello. Marco, è il momento di andare a casa. Marco, vai. Vai Marco. Sai che lo pensavo peggio. Ok, metti giù. Brava. Dritta. Brava. Al pubblico. Primo giorno della stagione, 10 aprile. Sì. Ma che bella è l'ultima, non si dice mai, discesa della stagione. Ok, lo faccio. Aia! Aia!
Bellissimo, la più bella discesa della stagione. Senza neve, vai figa. È andata benino, sì, se mi ricordassi qualcosa. Che vita rock and roll, Fioi. Ma può essere aprile con un panorama così? Non poteva nevicare a gennaio. Questa è attuale. Cosa ne pensi dei lupi e orsi nelle montagne del Veneto e del Trentino Sud Tirol? Vi dico il mio punto di vista. Fatemi capire. Se in Italia viene violentata una bambina minorenne e probabilmente anche uccisa, se tutto va bene, con 20 anni di carcere te la cavi. Ma se un orso nel suo habitat, probabilmente sentendosi attaccato, ammazza una persona, con tutto il rispetto della persona e della famiglia, chissà che trauma, cos'è? Bisogna abbatterlo? Non lo so. Credo ci siano due pesi e due misure quando si parla di animali e di persone. Non so se questo va bene. Alla fine siamo noi che stiamo attraversando casa loro. Boh. Cosa ne pensi dei veneti astemi? Esistono? Di solito vengono scomunicati e portati fuori confine. E a proposito, Roby, ma quando farai un motovlog con Sinna? Dennis! Va bene, Roby, quando che te vuoi. Basta che poi ci fermiamo a fare aperitivo. Grande Sinna. Ah, so quasi arrivato. Quello che volete, però, per quante volte sia stato qui a Ortisei, è sempre uno spettacolo. Guardate che bellezza. E gli piatti chiusi. E mentre aspetto un pelino di luce, qualche domandina veloce. Di in Veneto, chi ha legato le ali ai galli? È già difficile in italiano, eh? Chi galiga e ai gai? Così almeno è in vicentino, eh? Perché bere 2 litri d'acqua è difficile mentre bere 6 litri di birra no? Questa è un'ottima domanda. Non l'ho mai capito. Come faccio a offrirti una birretta a Bassano? Siccome non ci sono mai, lasciala pure in conto al Dersut Caffè e sicuramente verrò a ritirarla. C'è gente che l'ha fatto e mi ha fatto spezzare dalle risate. Grazie ragazzi. Ma lo accarezzi lo YouTube button mentre fai caccotta? Perché non ti proponi per Pechino Express? Potresti vincere per simpatia. Se qualcuno è in contatto mi faccia sapere. Sì, certo. Imbriago il primo giorno. Aspetta che trovo riparo dal vento, vai a. Ovviamente se sarà. Basta bacchette, basta split. Cagate addosso. Ok, posto senza vento trovato, più o meno. E finché aspetto la luce. Qualche altra domandina. Che tipo di adolescenza hai vissuto? Credo la più bella che potessi mai immaginare. Anche se decisamente in famiglia non era un granché, ho avuto degli amici eccezionali. Uscivamo praticamente tutti i giorni in skateboard e abbiamo fatto tante di quelle minchiate che mi servirebbe un libro per raccontarvele tutte. Robe che adesso probabilmente sarebbero da denuncia, sì. L'unico vantaggio è che al tempo non c'erano i social, quindi eravamo sì dei Mona. Ma almeno non lo sapeva nessuno. Badate bene, ero un teppista, Ma Alice? Appena torno in bici ho in mente già il sequel. Preparatevi. Cosa ne pensi della tua community? A questa domanda ho risposto più volte. Credo siate meravigliosi, è la più bella community che io potessi mai immaginare. Praticamente non ho hater, ho pochissimi commenti negativi, anzi quasi mai. Però dimenticando di mettere like ai video fate in modo che io non cresca più. E ormai questo a livello di snowboard è ormai un canale morente, o no? Fatemelo sapere qui sotto cosa ne pensate. Comunque siete incredibili. E poi tutti gentili, educati, onesti, che offrono da bere. Quasi tutti. Bellissimi. Qual è il trick più bello che tu abbia mai visto dal vivo? Beh, questo qua. Ready? Aldo Helgason, quando sono riuscito a portarlo a Ortisei, fotografandolo proprio lì, credo sia stato una delle settimane più belle di tutta la mia vita. C'è anche un video a riguardo, eh. Senti di aver realizzato i tuoi sogni? Credo che quando si smette di sognare si diventa in qualche modo adulti. E io di adulto non ho proprio niente. I sogni sono infiniti, quindi quando si arriva ad averne realizzato uno, è solo l'inizio per il prossimo. O almeno così la vedo io. Quindi no, sarò un incontento a vita ora che ci penso. Però non è male. Consiglio per superare l'ex? Trombarne il più possibile. La cosa che hai fatto di cui ti sei pentito di più. Bella questa. Aver lasciato andare una persona che credo si sia lasciata andare a sua volta. Salute. E dopo questa trasformiamo questa cosa noiosa in una cosa divertente. E voilà. Se un attimo. Assumiamo un aspetto decente. E voilà. Goccino di Egerty. Caldissimo che non manca mai, anche perché è meno 20 al 14 di aprile. Pazzesco. Che buon. E ora rispondendo a una vostra domanda e sperando che non arrivi il brutto tempo proprio mentre sono in discesa perché non mi fermo manco morto, direi che è il momento di un bel Dropping ha già trasformato. Se apri, fioi. Ma proviamo lo stesso. Vabbè, sempre meglio di un calcio in culo però. Anche se dopo il Giappone, Fioi, no Guinea. Forse solo Ortisei, eh. La mia stagione comunque non finisce qui. Restiamo aggiornati. Ciao! Wow, 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 wow.
sì, sarò al The Guardian. Quindi preparatevi. A cosa? Beh. Ci si vede lì.